A botta e risposta, Roberto Agirmo, Patto per l'autonomia Veneto. Benvenuto Agirmo. Grazie Lovino, buongiorno a tutti. Ecco, la prima cosa che avrei voglia di chiedere è com'è realmente la situazione dell'autonomia in Veneto in questo momento? Allora, si dice fare un 48 più o meno, che erano dei moti o qualcosa del genere che comunque hanno fatto un disastro. È un disastro. Oggi abbiamo palesemente un governo che non sta attuando nulla di concreto per quello che è l'autonomia. Quindi già di per sé con questo abbiamo detto tutto. Quando in realtà abbiamo 2.500.000 veneti che hanno votato per l'autonomia del Veneto. Il 98,1% della percentuale dei votanti al referendum l'aveva votata e richiesta. Abbiamo poi una Lega Nord, una Lega ex Nord, perché il Nord ormai non ce l'ha più, che è rappresentata da Salvini in questo caso, che per mantenere i voti al Sud non ha fatto nulla di concreto per arrivare all'autonomia, perché ricordiamolo che se la Lega avesse voluto, se Salvini avesse voluto, avrebbe potuto tranquillamente mettere degli auto, dei paletti al governo dicendo o si fa l'autonomia o salta il governo. Non l'ha mai fatto, l'ha fatto per altre cose, per questo non l'ha mai fatto. Quindi vuol dire che l'interesse sull'autonomia non c'è. Ed è chiaro il perché non c'è, il motivo è semplicissimo. La Lega ormai è diventata un partito sovranista e nazionalista, un partito che cerca voti in tutta Italia e quelle che sono le istanze del Veneto, della Lombardia e anche dell'Emilia Romagna diventano secondarie, per il semplice motivo che se Salvini dovesse spingere sull'autonomia probabilmente perderebbe i voti del Sud. E poi, per tornare comunque alla domanda e chiudere anche il discorso, abbiamo i governatori di Veneto e Lombardia che sembrano comandati a bacchetta, dove sostanzialmente quando si vede, anzi ogni volta quando si vede che anziché andare avanti con l'autonomia si torna indietro, alzano un po' la voce, ma sostanzialmente è come un cane che abbaia ma non morde. Perché ho l'impressione, Agirmo, che effettivamente c'è troppa cacciara da parte dei politici, no? Non possiamo firmare, non firmiamo questo patto, ma no, non firmeremo, non faremo, è una farsa, però mi sembra più una dichiarazione di impotenza. Allora, cerchiamo di capire un attimo qual è l'autonomia che sarebbe richiesta. Allora, partendo dal presupposto che durante la campagna elettorale Zaev aveva fatto delle promesse che erano assolutamente non mantenibili, cioè aveva detto ok, faremo la nostra autonomia con 23 competenze e il mantenimento nel territorio dei 9 decimi del sito fiscale. Ora, io mi auspicherei fosse così, ma tecnicamente oggi non può esserlo, nel senso che, e cerchiamo di rendere le cose banali, innanzitutto l'autonomia che è richiesta oggi da Erika Stefani, comunque teoricamente è richiesta da quello che è il discorso della Lega ex Nord, mi sbaglio sempre, okay, è il fatto di mantenere all'interno del territorio la spesa storica almeno per 3 anni. Cosa vuol dire? Vorrebbe dire che, per spiegarlo in modo molto banale, se oggi spendiamo 100 lire per la sanità del Veneto, queste 100 lire anziché amministrate dallo Stato siano amministrate dalla Regione Veneto. La Regione Veneto tendenzialmente è una regione virtuosa, pertanto se il Veneto dice se noi riuscissimo anziché a spendere queste 100 lire a spenderne 90, quelle 10 che ci rimangono le possiamo spendere in un altro modo. Non è togliere via soldi a qualcuno e non è impoverire lo Stato, è semplicemente gestire nel modo migliore quelli che sono i soldi correnti che vengono utilizzati per determinati tipi di competenze. Allora, se fosse così, è stupido sentire alcuni dire che l'autonomia porterebbe via i soldi all'Italia. Non è assolutamente vero. Non è l'autonomia che vorremmo noi, ma sarebbe un primo passo. Considerando che in quella che è la proposta fatta, o quantomeno sembra che sia la proposta fatta da Erika Stefani, è quella di dire ok, facciamo una spesa storica per 3 anni, dopo 3 anni, una volta sentite e calibrate bene le spese, facciamo sì che ci sia un costo standard, cioè se in Veneto per la gestione della sanità spendiamo 100 lire e in Sicilia spendiamo 800 lire, perché più o meno è questa la proporzione, dato che non può essere così, creiamo una spesa standard che sia la media dei costi, cioè se io spendo 100 e qui spendo 800, facciamo 400 a testa, più o meno, spiegato in modo molto banale, però è la realtà dei fatti. Ora, questo di fatto sarebbe già un punto a favore e un punto di partenza interessante per ragionare. Ma perché non si può fare questo tipo di ragionamento? O meglio, perché si vorrebbe fare, ma la tendenza dello Stato è quella di non farla.
Con gli 800 lire che spendono in Sicilia, in realtà devono mantenere un parassitismo assistenzialistico che ha a tutti quanti gli effetti il cancro di questa nazione. Noi abbiamo una parte dell'Italia che è basata sull'assistenzialismo o quantomeno sulla gestione di risorse dello Stato per creare un reddito di cittadinanza senza che questo sia un reddito di cittadinanza. Non so se sono riuscito a spiegare bene il concetto. Purtroppo è questo il concetto. E se vogliamo spiegarlo ancora meglio, lo rendo ancora più palese. Probabilmente tutti quelli che stanno guardando sanno dei famosi 15.000 aiutami, forestali che ci sono in Calabria, quando in tutto il Canada ce ne sono 3.000. È palese che 15.000 forestali in Calabria non servono. È storicamente comprovato che è semplicemente un modo per dare stipendi. È uno stipendificio questo tipo di ragionamento. Tant'è che molto spesso, non lo dico io, ma sono gli atti processuali, si sono trovati dei forestali che appiccavano il fuoco perché così avevano qualcosa da fare, okay? E poi magari c'erano anche altri interessi sotto, ma non entriamoci. Allora, se noi dovessimo andare a creare una spesa standard per i forestali e quindi riequiparare quelli che sono la quantità dei forestali che sono veramente necessari in Calabria, dovremmo sfalciare come minimo su, metti 15.000, dovremmo sfalciarne quanti? 12.000? Ne lasciamo 2.000? E quei 12.000 che cosa fanno? Diventano reddito di cittadinanza, ma in un modo o nell'altro c'è sempre da mangiare. Allora, quindi, stante questo processo, è palese ed è ovvia la resistenza dello Stato nei confronti delle autonomie, ma non si può neanche pensare di rimettere a posto una nazione come l'Italia se una quota parte dell'Italia stessa viaggia e vive solo sulla base assistenzialistica. Bisogna cambiare registro. Ecco, e alcuni esponenti di partito qui in Veneto si dichiarano a favore dell'autonomia, però altri esponenti dello stesso partito in altre regioni invece remano contro e sembrano invece acerrimi contestatori di questa posizione. Come mai si crea questa contrapposizione? Perché la politica nella sostanza è falsità allo stato puro. Cioè, ti riferisci sicuramente anche ai 5 Stelle. Io ho avuto modo di incontrarmi in parecchie trasmissioni e ho parlato anche vis-à-vis con alcuni responsabili, o quantomeno alcuni rappresentanti dei 5 Stelle, anche in ambito regionale. Sono tutti a favore dell'autonomia. Sono tutti a favore dell'autonomia. Tant'è ad esempio che anche l'altro giorno Jacopo Berti ha fatto una lettera aperta nei confronti di Di Maio dicendogli vieni qui e capisci perché deve esserci l'autonomia. Quindi il problema dov'è? Il problema è che siamo di fronte a 2 Italie. L'abbiamo già conclamato con le ultime elezioni politiche, se vi ricordate tutti quanti, la cartina dell'Italia era divisa in 2 parti, c'era la parte verde, se non ricordo male o azzurra, che era il centrodestra, e la parte gialla, che era i 5 Stelle. Già lì c'è lo spaccamento proprio delle dinamiche logico e mentali delle 2 Italie. Allora, noi molto spesso cerchiamo di far capire anche che, ad esempio, una delle possibili variabili per trovare una soluzione a questo Stato, sebbene io rimanga sempre indipendentista, lo dico sempre a tutti, ma in questo momento corro per l'autonomia, okay? L'idea potrebbe essere anche di creare un sistema di Italia a 2 velocità. Non ho mai detto un'Italia di Serie A e un'Italia di Serie B, ma è conclamato nei fatti ed è un dato oggettivo che i costi della vita al centro-sud sono diversi dai costi della vita al centro-nord, escluse le grandi città. Cioè abbiamo dei costi inferiori in tutto quello che è la gestione economica. Quindi noi dobbiamo cercare di capire che l'Italia, così com'è strutturata, non può essere risanata. O si fa, come si suol dire, una cura da cavallo, oppure l'Italia è destinata all'oblio, o meglio è destinata a fare la fine della Grecia, ovvero essere scorporata, spezzettata e acquistata da chi può acquistarla. Già adesso si vedono tantissime aziende e marchi italiani che vengono venduti all'estero ed è capibile. Oggi non parliamo delle grandissime aziende, parliamo anche delle medio-piccole aziende. Le medio-piccole aziende non hanno convenienza a creare produzione in Italia. Il costo del lavoro è fuori da ogni logica assolutamente accettabile. Abbiamo la burocrazia che, non so se qualcuno di voi ha mai visto il cartone animato di Asterix a Roma, cioè è pazzesco, vedi Asterix per fare un timbro, una carta bollata deve andare in 10.000 uffici. Era un cartone animato, ma è la realtà dei fatti in Italia. Se noi andiamo un poco di là del confine, proviamo ad andare in Svizzera.
Se nell'arco di 48 ore non ti danno allacciamenti di luce, acqua, gas e telefono, vanno in penale. Cioè, ci rendiamo conto dell'assurdità? Qui bisogna pregare di riuscire ad avere gli allacciamenti, sperare di non entrare in qualche loop burocratico, perché altrimenti è finita. L'impresa, in realtà, è che molti non lo vogliono capire, è la sostanza che crea produzione, che crea ricchezza. Se l'impresa non crea produzione, non crea ricchezza, non ci sono tasse, e le tasse sono quelle che permettono di poter pagare uno Stato. Purtroppo, se tu vai a tassare troppo un'azienda, l'azienda decide di non produrre più in Italia, a meno che non ne sia obbligata. Ecco, senta, voi come patto per l'autonomia, come vi ponete nei confronti dell'elettorato veneto? Perché effettivamente oggi un elettore che vuole votare per l'autonomia ha una scelta obbligata verso di voi in pratica. Beh, magari fosse così. Diciamo che allo stato attuale delle cose è ineludibile, cioè, o meglio, è palese che la Lega sia in un trend positivissimo. Non ho ancora ben capito perché, o meglio, mi rendo conto che non tutti guardano tutto, nel senso che la Lega del Veneto teoricamente è diversa dalla Lega nazionale, ma la Lega del Veneto non fa nulla per essere diversa dalla Lega nazionale. E la Lega oggi sembrerebbe essere il collettore di quelle che sono le istanze autonomiste, ma è la stessa Lega che non le sta portando avanti. Quindi è, come dicevo prima, il cane che si mangia la coda. Noi cosa stiamo facendo? Allora, allo stato attuale delle cose, così com'è la situazione politica, il voto, quando ci sarà, sia per le politiche, perché tanto arriveranno prima o poi e non tanto poi, sia per le regionali che teoricamente arriveranno l'anno anzi dovrebbero essere a maggio-giugno del 2020, ora, teoricamente l'elettore si trova di fronte ad un grosso problema, se vuole cercare di individuare qualcuno che possa portare avanti un'istanza come la sente lui. Perché abbiamo da una parte l'ex centrodestra, che dubito sia composto come lo era nel 2015, nel senso che oggi sembra che Forza Italia sia fuori dai giochi, quello che è rimasto di Forza Italia, perché posso capirlo politicamente parlando, Salvini non vede l'ora di distruggere completamente ciò che resta di Forza Italia per accorparlo. In fin dei conti la Lega non è più un partito del Nord, ma diventa un partito nazionale. Quindi mi aspetterei per le prossime elezioni politiche un mix tra Lega fortissima e Fratelli d'Italia, fine, più qualche civica probabilmente. Dall'altra parte abbiamo un PD, cioè, penso che parlare del PD sia come sparare sulla Croce Rossa. Il 5 Stelle, che in modo particolare nelle regioni del nord era già sotto alle ultime elezioni politiche, lo è ancora di più per tutte le politiche assistenzialistiche che ha portato avanti, perché ricordiamoci che il must delle scorse elezioni politiche era da una parte flat tax e autonomia e dall'altra parte reddito di cittadinanza. Abbiamo solo reddito di cittadinanza, non abbiamo né la flat tax né qualsiasi tipo di autonomia. Quindi, e questo, la colpa viene addossata al 100%, purtroppo in realtà è anche della Lega, ma viene addossata ai 5 Stelle. Quindi centro-nord, i 5 Stelle non faranno niente. Noi come Patto per l'Autonomia Veneto stiamo facendo un lavoro certosino da ormai 1 anno e mezzo e stiamo cercando di diventare, assieme ad altri amici di altre regioni, i collettori di quelle che sono le istanze nazionali in ambito a federalismo, indipendenza e tutte quelle forme di autonomia che ci possono essere, quindi tutte forme legate all'autogoverno dei territori. Abbiamo già fatto una serie di incontri molto importanti che hanno creato delle sinergie interessanti, stiamo continuando a farlo e siamo lanciati su questa strada. Quindi mi rendo conto che potrebbe sembrare un obiettivo utopico, ma il nostro obiettivo è quello di creare un nuovo soggetto politico che possa essere da collettore di tutte le istanze territoriali o quantomeno di autogoverno del territorio. E questo potrebbe già diventare interessante per dare l'opportunità agli elettori di poter trovare un punto di riferimento specifico che voglia veramente lavorare per le istanze territoriali. Questo vale in ambito anche nazionale, oltre che regionale. In ambito regionale la partita è ancora più complicata per certi versi, perché ci troviamo di fronte alla possibilità tangibile che da qui al 2020 di autonomia non se ne faccia niente. Perché? Se cade il governo, sicuramente non se ne fa niente. Se c'è il governo
sembra proprio che sicuramente non si faccia niente, quindi voglio vedere io il candidato del, chiamiamolo centrodestra Lega, del 2020, se sarà Zaia o se sarà qualcun altro, come potrà mettersi di fronte agli elettori e dire andiamo ancora avanti per l'autonomia. Dopo, stiamo parlando del 2020, dopo 2 anni e mezzo che abbiamo fatto un referendum. Quindi è abbastanza da sorridere questa cosa qui. È altrettanto vero però che non essendoci un qualcos'altro di tangibilmente interessante a poter votare, perché né 5 Stelle né PD qui in Veneto possono avere appeal, voglio veramente vedere che cosa può succedere. Noi ci stiamo lavorando. Perché comunque effettivamente alle ultime europee il 50% dei veneti ha votato Lega. Quindi, quasi. Però la Lega in effetti aveva sforbiciato una serie di date. Prima dicembre del 2018, Champagne addirittura. Prima era il 21 ottobre e il 21 ottobre l'aveva detto Luca Zaia. Poi è stato detto entro Natale avremmo l'autonomia. Prima l'ha detto il 22 ottobre, l'ha detto Erika Stefani. Poi entro Natale l'ha detto Luca Zaia. Poi entro il 21 di giugno l'ha detto c'era il 15 febbraio. Salvini. Poi c'era anche un 15 febbraio. Quindi, allora, mettiamola così. Hanno raccontato talmente tante balle. Che poi non raccontate ai giornalisti, loro ufficialmente i vertici della Lega hanno raccontato talmente tante balle su quello che era l'obiettivo ed erano tutte promesse elettorali. Cioè, dire promessa elettorale o dire balle, passatemi il termine, è la stessa identica cosa, perché i partiti politici quando fanno una promessa elettorale in realtà stanno raccontando fandonie e la gente se ne sta rendendo conto, sempre di più. Quindi voglio proprio vedere, ad arrivare da qui al 2020, quando la Lega non avrà ottenuto un benché zero di quello che è il progetto autonomista, come farà a promettere ancora votate noi per avere l'autonomia. Voglio proprio vederlo. Sì, in effetti è una bella sfida per un elettore del Veneto, perché se uno crede a questa cosa... È una sfida a credergli, cioè nel senso... Io voglio vedere non soltanto i partiti che lo promettono, io voglio vedere gli elettori se sono ancora così convinti di accettare una promessa elettorale come se questa promessa fosse una cosa vera. Cioè, io voglio vedere, se sarà Luca Zaia il candidato alle regionali per la Lega, voglio vedere Luca Zaia andare in pubblico e dire votate me perché con me si arriva all'autonomia, quando in 2 anni e mezzo da qui al 2020 l'autonomia è pari a 0. Senta, ma secondo lei Zaia rimane qui candidato oppure avrà qualche altro incarico? Allora, adesso vi racconto una serie di aneddoti che potrebbero essere simpatici. Questa è la ricostruzione che faccio io, è una ricostruzione assolutamente soggettiva. Ci sono degli elementi oggettivi, però lascio al pubblico fare un ragionamento. Ora, se vi ricordate, quando ci sono state le politiche, il centrodestra sembrava aver vinto più o meno le elezioni, ma non aveva i numeri per poter governare. A un certo punto si dice che Luca Zaia abbia avuto l'imprimatur da parte di Berlusconi al fine di poter essere lui il candidato a svolgere il ruolo di Presidente del Consiglio. E sembrerebbe, così si dice, non lo dico io, ma si dice, che ci sia stato un incontro tra Zaia e Berlusconi proprio dove ci sia stato questo incipit. Sembrerebbe, così si dice, non lo dico io, ma si dice, che questa cosa non sia tanto a genio al signor Salvini e se la sia un po' legata al dito e gliel'abbia promessa a Zaia. Ora, cosa è successo? A maggior ragione, se vi ricordate, Salvini non era particolarmente entusiasta del referendum sull'autonomia. Ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco, nel senso che a un certo punto ha dovuto dire sì, va bene, ma il referendum l'ha voluto fortemente Luca Zaia, che all'epoca stava ancora correndo in una certa direzione. Dal momento in cui il referendum ha avuto il risultato che ha avuto, e quindi è ineccepibile che i veneti lo vogliono, questa autonomia, Zaia ha avuto una forza, ma la forza l'ha presa anche Salvini, perché ha aumentato incredibilmente il valore del partito della Lega, che ricordiamo l'aveva preso quando era attorno al 4-5% e l'ha portato al 40%, quindi chapeau sotto l'aspetto politico. A raccontare puttanate ogni giorno si fa presto finché la gente ti crede.
Ora, cosa è successo a questo punto? È successo che ci siamo trovati di fronte ad un Zaia che era in contrapposizione a Zaia. Un Zaia che era in contrapposizione a Salvini. A questo punto cosa è successo? Salvini ha aumentato tanto la Lega e Zaia più di tanto non può comandare. Ha perso il treno di diventare Presidente del Consiglio. Quindi, cosa è successo dopo? Che Zaia fondamentalmente, quando ha capito che non poteva andare oltre un certo limite, ha dovuto stare a tutti quelli che sono gli ordini di Salvini, se vuole tornare a essere lui il candidato alle prossime regionali. Tant'è che sembra oggi, mi spiace dirlo perché io ci ho creduto a Luca Zaia, mi spiace dirlo, ma oggi vedo Luca Zaia che è, diciamo così, prono a tutte quelle che sono le indicazioni di Salvini. Allora, che dire, forse questo essere prono gli potrà anche dare la possibilità di essere di nuovo candidato, ma non escludo il fatto che se non arriverà nulla di autonomia sia lo stesso Zaia che debba decidere di fare un passo indietro, ma dubito che lo farà a costo zero. Quindi se Salvini non vuole che sia Zaia il candidato alle regionali, dovrà trovargli una pensione dorata. Parliamo di governo, lei ha fatto qualche cenno prima, si parla di impasto, oggi per esempio Salvini ha detto non voglio più governare con quelli che dicono sempre no TAV, no TAP, no alle grandi cantieri, no, però sentire i 5 Stelle, loro sono portatori di innovazione, di cose costruttive. Salvini dice che questi qua, i 5 Stelle evidentemente, senza citarli, peraltro, dicono sempre no a tutto, cade il governo o ci sarà un impasto? Come si può dare credito ad un personaggio, e mi riferisco a Salvini, che racconta tutto e il contrario di tutto? Dopo, anzi, un paio di giorni prima dell'ultimo incontro sull'autonomia, nel quale lui non ha partecipato, lasciando in mano agli altri niente, fondamentalmente, sembrava volesse far cadere il governo. Dopo è tornato i passi indietro, no, ma qua, ma su, ma giù. Ora, il problema è che probabilmente Salvini, tanto innanzitutto se adesso cadesse il governo non c'è la finestra elettorale per votare subito, ma si andrebbe a votare a questa primavera, la prossima primavera. E nel frattempo probabilmente ci sarebbe un governo tecnico, cosa assai probabile, e specialmente se ci dovesse essere un governo tecnico che smazzola tutti gli italiani. Io sono terrorizzato dall'idea dell'IVA al 25%. Già il 22% è troppo. Il 25% vuol dire massacrare qualsiasi tipo di azienda, qualsiasi tipo di attività, perché calerebbero i consumi inevitabilmente. Diciamo che onestamente io non credo a niente di quello che dice Salvini. Rimpatriamo gli extracomunitari. Ha fatto più rimpatri il governo Renzi, però è bravo a comunicare che sta rimpatriandoli. Chiudiamo i porti. È bravo a fare il duro e incattivito contro la Racket, come si chiama quel personaggio stranissimo, ok? E nel contempo, mentre c'erano quei 40 migranti in mare, ne sono sbarcati 500. Cioè, ho capito che è un discorso politico, ma è anche ridicolo. Allora, non ha bloccato i porti, perché continuano a sbarcare. Non ha fatto i rimpatri, però continua a dichiararlo e la gente continua a credere. Cacchio, sono i numeri che parlano. C'è poco da fare. E i numeri dicono che non ha fatto rimpatri. Ne ha fatti di più Renzi, il che è tutto quanto dire. Okay? Ha detto che faceva la flat tax. Era nel programma di governo del centrodestra. C'era nel contratto di governo con i 5 Stelle e non c'è flat tax. Cioè, ragazzi, c'era l'autonomia nel contratto di governo, non c'è l'autonomia nei fatti reali. Che cos'è che ha portato? Questo governo. Allora, premesso che il panorama politico attuale ci dà ben poca speranza di vedere qualcosa di costruttivo. Ma qui siamo veramente in mano a gente che non ha né arte né parte. Cioè, mi domando come fanno a essere là. Abbiamo un ministro del lavoro. Io non sono laureato, io sono un banale diplomato, ho una mia azienda, non piccola, ok? Ma abbiamo un ministro del lavoro che non è neanche laureato. Cioè, abbiamo un ministro delle forze armate che è una signora. Ragazzi, cioè, abbiamo un ministro dell'istruzione che non è laureato. Ma ci rendiamo conto in che mani siamo? C'è un po' di competenze. Cioè, la parola meritocrazia non sanno cosa sia. Non lo sanno. Abbiamo un governo dove, non so, io capisco che l'istruzione ti dà un valore fino a un certo punto, ma fino a quel punto poi parti per andare oltre.
Cioè siamo in mano veramente a gente che non ha né arte né parte. Mi viene quasi da rimpiangere i governi precedenti. Ed è tutto dire, Ed è tutto dire. Ma questo è veramente un governo di competenti. Ecco, il popolo sembra, diciamo, coinvolto emotivamente nel seguire le indicazioni di Salvini, però come ha detto lei, pochi fatti, pochi aiuti alle imprese e nessuno vuole parlare di questi 25% e se ne sono guardati l'aumento dell'IVA e se ne sono guardati bene da parlarne durante le elezioni europee. Ovvio. Però qua nessuno fa programmazione alla fine. Infatti, ora, c'è un bellissimo film che è uscito poco tempo fa nelle sale cinematografiche e adesso è fuori sulle reti satellitari, che è Bentornato Presidente. È un film con Bisio. C'è una scena in questo film bellissima dove sostanzialmente, adesso non vi racconto tutto quanto, dove questo presidente popolare, populista, eccetera, eccetera, va a fare un incontro con i vecchi politici del passato, i quali dicono, vedi, una volta noi rubavamo, ma riusciamo a fare anche delle cose perché c'erano soldi da poter spendere. Oggi i governi non fanno niente perché non ci sono soldi da poter spendere. In più non fanno nessun tipo di programmazione. Questo governo è esattamente così. Nel senso che qualsiasi legge che fa o qualsiasi cosa che dichiara di fare è a costo zero. Primo discorso. Secondo discorso, non sono capaci a guardare al di là dell'oggi. Cioè già guardare domani è un futuro lontanissimo. La programmazione per rimettere a posto una nazione che è messa come siamo messi noi non è una programmazione a oggi per domani, ma è a oggi per fra X tempo. Mi rendo conto che può essere impopolare e può non dare risultati in tempo reale e questo chiaramente, considerando che siamo perennemente in campagna elettorale, è un problema, ma non si può guardare da oggi all'oggi sperando di cambiare le cose. Non si può fare, ma io parlo da imprenditore. Se io voglio cercare di portare la mia azienda a crescere, non posso fare una programmazione da oggi a domani. Devo fare un percorso di programmazione, chiamiamola industriale, anche a medio e lungo termine, per cercare di capire come vanno i flussi, come si può modificare un'impresa, eccetera, eccetera. Ma dall'oggi a domani vai a sopravvivere giorno dopo giorno, non è così che si lavora. Purtroppo, però, tornando all'inizio della tua domanda, abbiamo un problema a monte. Oggi, essendo perennemente in campagna elettorale, perché e le amministrative, e le regionali, e le politiche, e ogni giorno, le europee, ogni giorno ce n'è una, i partiti sono perennemente in campagna elettorale. Non c'è programmazione anche per questo. Salvini, quando tempo è stato a lavorare nel suo ufficio prima delle europee? Era sempre in giro a cazzeggiare, a mangiare cannoli in Sicilia, a mangiare babà a Napoli, a mangiare la tigella a Bologna. Cioè, ragazzi, è incredibile, non si può lavorare in questi termini. Cioè, non c'è programmazione, non c'è futuro. E il problema, essendo in campagna elettorale, i cittadini diventano tifosi. Non sono più persone che ragionano con la testa, ma ragionano con la pancia di quelli che no, io voto questi perché sono fighi, perché questo qua fa così, questo qua fa colà. Con il tifo non si ragiona, ragazzi. Cioè, vale la stessa cosa per gli stadi, è così. Il tifoso di quella squadra può raccontargli quello che vuoi, rimarrà tifoso di quella squadra, può criticare eventualmente il presidente della squadra, ma rimane tifoso. E quindi è così adesso. Però ricordiamoci che 4 anni fa Renzi aveva il 40%. E magari se se lo ricorda anche Salvini è il caso che faccia due conti. Diciamo che sicuramente molti cittadini italiani sono fan di alcuni politici in particolare. Assolutamente. Bene, ringraziamo Roberto Agirmo di questa interessante botta e risposta. Grazie a voi. Alla prossima.